L'azienda Ospedale Università di Padova è una delle poche aziende che vanta un dipartimento, peraltro di natura funzionale, sulle malattie rare. È stato costruito nel 2020 sull'esigenza di cosa? Di coordinare, di portare a fattor comune molti dei problemi che riguardano l'erogazione delle cure dei pazienti affetti da malattia rare. Ma al contempo è l'anno in cui l'azienda ospedaliera di Padova è risultata parte di 22 delle 24 European Reference Network, che sono quei network europei che legano fra loro centri di eccellenza per malattie rare suddivise per ambiti. Alla luce di questi quindi due bisogni fondamentali, di portare a fattor comune quelli che sono gli elementi che accomunano la presa in carico dei pazienti affetti dalla malattia rara e dall'altro di coordinare il lavoro di 22 di queste 4 ERN, è stato deciso e costituito il Dipartimento Funzionale a Malattie Rare, a cui mi è dato l'onere e l'onore di coordinare. Tra il gennaio del 2022 e i primi anni del 2023 è stato condotto una valutazione della qualità della partecipazione delle aziende che sono parte di quegli European Reference Network, di quei network di eccellenza che riuniscono istituti dedicati alle malattie rare. Quello che è risultato è che l'azienda ospedaliera di Padova ha soddisfatto quasi tutti i requisiti che erano richiesti da questa valutazione che è stata fatta, risultando ancora una volta anche per qualità delle prestazioni erogate ai vertici delle istituzioni europee dedicate ai malati rari. È un piccolo successo che noi lo prendiamo come tale, ma in realtà anche uno stimolo per continuare a migliorare nella qualità delle prestazioni che noi vogliamo dare ai pazienti che si rivolgono a noi affetti da malattie rare. Il Dipartimento Funzionale ha recentemente redatto un piano triennale di sviluppo. Questo piano triennale ha incluso il completamento di un grande progetto iniziato negli anni scorsi, ormai giunto a maturazione, che è quello della transizione, cioè di aiutare il passaggio del bambino cresciuto, diventato adolescente, quindi giovane adulto, da quello che è il setting di cura pediatrico a quelli dell'adulto. Il progetto, che è iniziato in realtà negli anni scorsi, ha trovato piena maturazione e è una delle cose che vogliamo portare proprio a maturazione come piano di sviluppo. L'altro grande piano di sviluppo che vogliamo, l'altro grande obiettivo che ci siamo individuati è quello di implementare la televisita, in modo tale da evitare che i pazienti di malattie rare, specie quelli che vengono distante, si devono muovere, e da infine quello che condividiamo con il corso di laurea di medicina e chirurgia, di implementare un curriculum formativo proprio per le malattie rare nel contesto del corso di laurea di medicina e chirurgia.